Buongiorno a tutti, sono il dottor Tosini del Centro Sperimentale Po di Tramontana. L'attività del 2019, l'attività di sperimentazione è partita. Abbiamo già programmato tutta una serie di prove sperimentali sia nel campo orticolo che floricolo, per cui ci sarà un nutrito numero di queste prove tutto lungo il corso 2019. Quest'anno non ci sono i festeggiamenti del trentennale, sono 31 anni di attività. Faremo una cosa molto diversa, faremo molte più giornate aperte, molte più giornate tecniche, divulgative ovviamente, per formare, per informare i produttori ortofloricoli dell'attività ovviamente che faremo. Partiremo sicuramente con le prove orticole, la prossima settimana saremo nella fase di innesto di pomodoro, andremo a testare tutta una serie di portinnesti, andando a valutare le performance produttive di una varietà di pomodoro allungato. Nella fase estiva invece sempre tutta una serie di portinesti, ma andando a testare una prova di cuore di bue. Andremo poi a lavorare su prove varietali di questa tipologia, cuore di bue, tipologia albenga, per valutare quella migliore dal punto di vista qualitativo, quantitativo, ma anche di resistenza e tolleranze alle malattie, visto che dobbiamo sempre preferire una coltivazione sostenibile da un punto di vista sicuramente economico ma anche ambientale, andando a ridurre sempre di più l'utilizzo della chimica, preferendo tutte quelle strategie che ci permettono di ridurre l'impatto ambientale. Andremo avanti poi con prove di melanzane, prove di peperone, prove di cetriolo, sia varietali che di tecnica di coltivazione. Andremo a testare una serie di prove di varietali di cucurbitacee, melone, anguria nella zona di Porto Tolle, Polesine Camerini, una zona importante da questo punto di vista per prodotti di estremo valore nutrizionale e intrinseco, assieme ovviamente a queste prove alla collaborazione della COSVA. E per non dimenticarci tutta la serie di prove sperimentali di tecnica di coltivazione sulla floricoltura, con begonie, con dipladenie, molto probabilmente con portulaca, utilizzando dei vasi biodegradabili. Ecco, quindi come avete capito, tutta una serie di prove sperimentali che da qui a fine anno andremo a impostare e a seguire, e vi inviteremo lungo il corso dell'anno a tutta una serie di giornate a tema, con anche convegni molto probabilmente nei mesi di giugno, luglio, e poi chiuderemo l'anno con due convegni il cui tema non voglio scoprirlo adesso, è ancora in corso di studio, ma vi dirò nel corso delle prossime puntate. Seguiteci, grazie ancora di tutto e alla prossima volta.